Ta-da! Zona Villa Conti, Civitano Alta, è vero, una cartolina in quel lato. Qui abbiamo una villa singola allo stato grezzo, quindi è totalmente personalizzabile, è già divisa comunque con impianti predisposti, mattone vecchio faccia vista, doppio isolamento interno, qui c'è un bel blocco Poroton, quindi ha un muro veramente consistente, struttura in cemento armato, demolizione e ricostruzione, scarichi, impianti dei bagni, ci sono già tantissime predisposizioni. Abbiamo una zona giorno molto ampia, c'è una cucina abitabile, tutte con sfoghi che vanno all'esterno. Qui abbiamo i bagni, il bagno di servizio, la scala che raggiunge la parte superiore, molto carina perché ha una forma arrotondata. Di là c'è una dependenza che potrebbe essere destinata ad ospiti o, perché no, una struttura ricettiva dove fare un affittacamere. Nel lato est vediamo il mare, il sotto è collegato, questo è il salone delle feste, camino predisposto su tutte e due le strutture, guardate che bella, molto spazio. Sotto, praticamente da questo lato andiamo nell'altra casa, quindi il sotto è totalmente collegato, ci sono ulteriori spazi dove creare magari la beauty farm, dove creare la palestra, dove creare altri saloni, dove creare i garage. Andiamo sopra. Sopra è soppalcato, guardate che bella, doppia altezza. Sopra c'è tutto il soppalco, questa è una camera con bagno interno enorme. Che bagno! C'è anche il balcone. Balcone, Civitanova Alta, tutta la parte della collina. Nel link comunque, se lo seguite, vi metteremo tutti i dettagli dei metri quadri. Qui c'è un altro bagno, questi praticamente sarebbero altre due camere col bagno e c'è il soppalco sopra. Qui c'è una camera a tutta altezza, i muri perimetrali per esempio di tutta la proprietà sono in cemento armato, già completati. Sono costi enormi sostenuti, quindi diciamo che oggi veramente siamo a una cifra molto abbordabile per quello che costerebbe farla. Se riusciamo a vedere sotto, vediamo quanta luce c'è, diamo un'occhiata. Queste sono praticamente le scale della villa principale. Questa è la scala della dependenze. Qui c'è l'unione che forma poi quel terrazzamento tra le due proprietà, tra i due immobili. Si da destinare a ciò che volete. Bocche di lupo fino a terra, cemento armato asciuttissimo. L'impresa è stata davvero magica. La rampa d'accesso, guardate che comoda, molto morbida. Ci sono predisposizioni ovunque di acque, scarichi e quant'altro. Potremo creare veramente tutto ciò che volete in ogni caso. La faccia vista è quella che io adoro, ce l'ho in tutti gli uffici. Proprietà veramente fantastica. Siamo a 3 km dal corso principale, nella zona, a mio avviso, una delle più interessanti per vivere in campagna. Taglieremo l'erba adesso, ve lo promettiamo. Tanti metri quadri ti aspettano in questa meravigliosa proprietà. Sono due, come abbiamo detto, due corpi di fabbrica, molto interessante. Segui il link per tutte le informazioni. Comunque vi aspettiamo in agenzia.